In un tempo lontano, in un mondo avvolto da ombre e violenza, viveva un uomo diverso da tutti. Noè era il suo nome. In lui si rifletteva la luce di un cuore puro, una calma saggezza. Mentre il mondo attorno a lui sprofondava nella crudeltà e nel caos, Noè continuava a camminare con Dio, a seguire una strada fatta di rispetto e compassione. Era un uomo giusto, un uomo che, malgrado le tenebre intorno, sapeva ancora riconoscere la bellezza e il valore della vita. Dio, vedendo la corruzione dilagare sulla terra, decise di purificare quel mondo ormai perduto, ma non voleva cancellare ogni speranza. Così scelse Noè, l'unico rimasto con l'anima intatta. Dio si rivolse a lui in un sussurro solenne, raccontandogli di una pioggia che sarebbe caduta senza fine, di acque che avrebbero sommerso tutto, tranne ciò che fosse stato protetto con cura. Dio chiese a Noè di costruire una grande arca, una dimora sicura per ogni creatura. Non era un compito semplice, eppure Noè, fedele e devoto, iniziò a lavorare. Giorno dopo giorno, con le sue mani segnate dalla fatica e il suo spirito forte, levigò il legno, alzò muri, creò rifugi. L'arca divenne il frutto della sua obbedienza e del suo amore per la vita. Mentre il cielo si scuriva e le nuvole si addensavano, Noè chiamò le creature della terra. Uccelli, animali di ogni specie e forma, camminavano verso di lui, attratti da una forza misteriosa, salivano sull'arca, portando con sé il battito della vita, il respiro del creato. Con loro, Noè accolse anche la sua famiglia, coloro che avrebbero condiviso con lui la promessa di un nuovo inizio. E venne il giorno in cui le prime gocce cominciarono a cadere, e poi caddero ancora, sempre più forti, fino a trasformarsi in un diluvio inarrestabile. Le acque si alzarono, sommergendo colline, cancellando ogni traccia della terra corrotta. L'arca galleggiava solitaria, come un miracolo tra le onde impetuose. Dentro, il suono della pioggia si mescolava al respiro degli animali e ai silenzi pieni di preghiera di Noè. Il viaggio sull'arca durò a lungo, forse troppo a lungo, eppure Noè non perse la speranza. Ogni giorno alzava lo sguardo verso il cielo grigio, sapeva che le acque si sarebbero ritirate, che la terra sarebbe rinata. E Dio, fedele alla sua promessa, fece calare la pioggia e portò un vento che lentamente spazzò via le acque. Infine l'arca si posò su una montagna e quando le acque si ritirarono, Noè aprì la porta. Gli animali uscirono uno dopo l'altro, riportando vita e movimento sulla terra asciutta. Noè si inginocchiò, sollevò lo sguardo e vide un arcobaleno splendere nel cielo. Dio parlava attraverso quei colori, promettendogli che mai più avrebbe mandato un diluvio simile, mai più avrebbe distrutto il mondo in quella maniera. In quell'arcobaleno c'era una promessa, la speranza di una nuova umanità, di una vita più giusta e serena. Da quel giorno Noè e la sua famiglia si impegnarono a rispettare la vita, ricordando sempre il valore di ogni creatura e il dono della pace. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.